gruppo operativo Irrivision nasce innanzitutto dall'incontro fra il mondo della ricerca e il mondo di una piccola media azienda come la nostra che si occupa di tecnologia. L'idea nasce con il CREA di Conegliano, che è uno dei nostri, il principale partner scientifico di progetto, dove il gruppo della dottoressa Federica Gaiotti e del dottor Nicola Belfiore hanno rilevato tramite i propri studi dedicati alle problematiche dell'irrigazione come alcuni particolari parametri sulla chioma e sullo stato termico delle piante possono essere utili per descrivere proprio le esigenze idriche delle piante. Dall'altra parte CET Electronics ha sviluppato dei particolari dispositivi per il monitoraggio delle colture, uno dei quali guarda proprio a questi parametri. Si è quindi pensato di unire le nostre conoscenze per creare un progetto dove questa tecnologia potesse essere testata sul campo coinvolgendo delle aziende agricole, in modo da capire come questi parametri potessero diventare utili alle aziende nel gestire l'irrigazione nel modo più ottimale possibile.